ci fosse anche solo una probabilità, giocala, diceva Vasco Rossi in un suo inedito del 1983. Oggi le probabilità, anzi le possibilità, sono solo due: vincere o morire, perché tutto quel che è stato dal 18 ottobre ad oggi per ambedue le formazioni converge in questi ultimi 40 lunghissimi minuti. Da un lato chi avrebbe sognato di più ma si ritrova a dover sopravvivere, dall'altro chi ha navigato per gran parte della stagione in acque tranquille per poi essere risucchiato inesorabilmente in questo vortice che inghiottirà solo una delle due contendenti. La porta del paradiso invece è lì, immobile, pronta ad essere varcata da chi al termine di questa meravigliosa battaglia sportiva lo avrà meritato di più. Comunque vada, godiamoci questa partita, questi momenti, questo spettacolo di futsal. Amici sportivi, appassionati di calcio a 5, una cordiale buonasera da Cristian De Nicolò e benvenuti dal Pala Cosenza per il round 2, la gara di ritorno del playout di Serie A 2024-2025 tra Pirossigeno Cosenza e Vinum Italy Petrarca Padova. I padavini partono dal vantaggio di 3-1 conquistato lo scorso 31 maggio alla palestra Gozzano. I rossoblù invece davanti al pubblico delle grandissime occasioni, chiamati all'impresa per mantenere la categoria. Come sempre non sono solo, quest'oggi al mio fianco mister Giuseppe Alfarano. Buonasera mister e benvenuto. Buonasera a te Cristian, è uno spettacolo, questa sera è davvero uno spettacolo. Un grande spettacolo di sport e di futsal in particolar modo. Pala Cosenza gremito, come già detto, in ogni ordine di posto, e sentite il rumore della gente di Cosenza che vuole mantenere questa categoria. Dall'altra parte chiaramente la formazione di Luca Giampaolo che ha lo stesso intento, due formazioni che sono arrivate in maniera differente a giocarsi questo spareggio per la salvezza, con il Petrarca che ha perso il fattore campo nell'ultima giornata proprio contro i rossoblù che sono andati a vincere alla palestra Gozzano prima poi di perdere 3-1 la gara d'andata. Parola a te mister, che gara ti aspetti? È stato un percorso diverso quello di Padova rispetto alla Pirossigeno, nel senso che Padova per la gran parte del campionato è rimasta sempre fuori dalla zona play-out, ha fatto una partenza importante, è riuscita a mantenersi centro classifica fino alla fine, poi come hai detto tu, ben detto, la sconfitta in casa, l'ultima contro la Pirossigeno, ha determinato questo play-out. Pirossigeno era partito probabilmente con altre ambizioni, si era creato un roster, si era pensato di fare qualcosa di importante in questo campionato. Oggi ci troviamo a giocare questo playout, questa finale. Mantenere la categoria non è importante, di più per Cosenza, per la Calabria tutta. Sarà una bellissima partita, ovviamente sarà una partita portata prevalentemente sul nervosismo, sul tatticismo. Loro partono con 2 gol di vantaggio, ma cominciare una partita con 2 gol di vantaggio, adagiarsi proprio perché si ha questa differenza reti, può essere soltanto una determinante negativa, quindi mi aspetto una Pirossigeno aggressiva, ovviamente una pressione alta, pressione intesa come pressione andare a prendere il campo, non andare a mettere il piedino ma mettere in difficoltà nel possesso palla il Padova, e nello stesso tempo il Padova che cerca di giocare di ripartenza e sfruttare quelle occasioni che sicuramente proverà a crearsi. Ricordiamo in termini di regolamento che con una vittoria con 2 gol di scarto quest'oggi la Pirossigeno Cosenza sarebbe salva e non andrebbe ai supplementari in virtù del miglior piazzamento al termine della regular season. Lo dicevamo poc'anzi con il successo di Padova lo scorso 18 maggio che ha appunto dato questo vantaggio ai lupi, che però dovranno rimontare. E allora, prima che le squadre scendano in campo, andiamo a vedere chi saranno i 24 protagonisti di questa battaglia sportiva, partendo dalla Pirossigeno Cosenza che dovrà fare a meno di Gustavo Bavaresco, ancora alle prese con un infortunio. I portieri sono Loconte e Del Ferraro, poi Adornato, Gabriel, Capitan Marchio, Trentin, Mateus, Felippino, Jefferson, Restaino, Pedrino e Cabeza. Questi i 12 a disposizione di Daniel Ibanez. Risponde invece il Vinum Italy Petrarca, allenato da Luca Giampaolo, che deve fare a meno di Uider, con Feverati e Alves come portieri, poi Molaro, Lucacel, Bernabei, Felipe Mello, Rafinha, Parrell, Victor Mello, Giampaolo, Cachero e Matteo Gargantini. Questi gli uomini agli ordini dell'allenatore romano, 3 precedenti tra le due formazioni.
Una vittoria per i rossoblù appunto nell'ultimo match di campionato, una vittoria per il Petrarca appunto nella gara d'andata dei playout e un pareggio nel match d'andata di regular season che però non si giocò a Cosenza bensì a Policoro per indisponibilità del Pala Cosenza, partita che terminò, lo ricordiamo, 4-4 con i rossoblù che trovarono la rete del 4-3 a 26 secondi al termine e il Petrarca che impattò con un gol a 8 secondi dalla sirena. Arbitrerà l'incontro anche in questo caso, arbitro delle grandi occasioni, Chiara Perona della sezione di Biella, coadiuvata da Simone Zanfino di Agropoli e il signor Francesco Saverio Mancuso della sezione di Lamezia Terme. Al cronometro invece Salvatore Freccia della sezione di Catanzaro. Quasi tutto pronto per l'inizio del match. Pirossigeno Cosenza in maglia rosso-blu, calzettoni e calzoncini blu. Risponde il Petrarca con la maglia gialla, calzettoni e calzoncini bianchi. A breve vedremo anche quali saranno i due quintetti a scendere in campo per questo inizio di playout. E sentite come mormora il pubblico del Pala Cosenza a spingere i propri beniamini verso la salvezza. Una cornice di pubblico incredibile, incredibile. Come già detto, pubblico delle grandissime occasioni. Probabilmente Pala Cosenza mai così pieno, mister. Ma no, assolutamente no, non mi ricordo quest'anno un Pala Cosenza così pieno ed è bellissimo, è uno spettacolo. Mi auguro che questa situazione si venga a ripetere più frequentemente possibile. Ultimi accorgimenti tattici da un lato e dall'altro, quasi in tutto pronto, come già detto, per l'inizio del match. A breve vedremo quelli che sono i quintetti di partenza delle due formazioni. I rossoblù iniziano con Loconte tra i pali, Marchio capitano e neopadre, Gabriel da un lato, Felippigno dall'altro, Rodrigo Trentini in posizione di pivot. Risponde il Vino Mitali Petrarca con Feverati tra i pali, gran protagonista nella gara d'andata, Rafinha in posizione di ultimo difensivo. Da un lato Felipe Mello, dall'altro lato Molaro. Il pivot sarà Matteo Gargantini. Primo pallone che verrà mosso dalla formazione di Luca Giampaolo, che attaccherà in questa prima frazione dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi, ma che soprattutto partirà con un vantaggio di 2 reti da difendere. 3-1 il risultato dell'andata. E dunque le formazioni sono già schierate su 40-20. Si attende solo il fischio di Chiara Perona per dare il via alle ostilità tra Pirossigeno Cosenza e Vino Mitali Petrarca. Fischio che arriva adesso, è iniziato il playout di ritorno, è iniziata Pirossigeno Cosenza, Vino Mitali Petrarca. Primo pallone mosso alla formazione ospite, Rafinha per Molaro, in profondità a cercare, a trovare Matteo Gargantini, gomitata regolare da Capitan Marchio. Secondo Chiara Perona, rimessa laterale a favore della formazione patavina. Molaro scambia con Felipe Mello, ancora Molaro alla conclusione, pallone che si spegne sul fondo e del numero 2 ospite. La prima conclusione di questa partita che non ha inquadrato lo specchio. Possesso per Pirossigeno Cosenza, il primo del match, Felippigno per Gabriel, ancora Felippigno a cercare Trentino, ostacolato da Felipe Mello, tutto regolare per il direttore di gara, poi allontana Dani Feverati direttamente in fallo laterale. In piedi coach Bagnes e coach Giampaolo fin da subito a dare indicazioni alle proprie formazioni. Trentin, solida difesa individuale da parte della formazione ospite. Felippigno, Marchio attaccato forte da Gargantini, è costretto a liberarsi del pallone, lo fa mettendo la sfera in fallo laterale, rimessa già battuta, conclusione di Felipe Mello allontanata da Gabriel. Altro fallo laterale a favore del Vino Mitali, tra le cui fila sono da verificare anche le condizioni di Victor Mello, che ha giocato uno spezzone di playout andata ma rientra da un infortunio che lo ha tenuto lontano dai campi per il finale di stagione regolare. Loconte rimette in gioco, pallone per Gabriel, anche egli quest'oggi a rientro dopo che aveva saltato la gara d'andata.
sembrerebbe essere più recuperato. Trascorso un minuto e vediamo che il Padova per niente attendista, ha deciso di fare la sua partita come è giusto che sia, è andato su e in questo primo minuto ha dato pressione e si è già proposto un paio di volte a calciare. Conclusione di Rafinha ribattuta, occhio alla controtransizione, Gabriel dentro, arriva il recupero in extremis proprio da parte di Rafinha, poi recupera la sfera Felipe Melo, controtransizione, Molaro tra le gambe di Marchio che riesce a mantenere il possesso del pallone e a girarlo per Felipigno, quindi Gabriel, ancora Marchio, cerca Trentino, lo trova, fallo laterale Petrarca. La determinante sarà la resistenza fisica oggi, più che altro le gambe ed il cuore, che in questo ambiente con 40 gradi e passa giocare così intensi come questo primo minuto e mezzo con una pressione alta da parte di entrambe le squadre non lo so quanto possa essere fattibile. Quindi niente, vedremo lungo il corso dei 40 minuti, secondo me vedremo più mini partite dettate prevalentemente da un discorso fisico. Due formazioni che si conoscono ormai, se non altro perché nell'ultimo mese si sono affrontate 2 volte con quella di quest'oggi 3, ma soprattutto ognuna delle due ha affrontato solo l'altra squadra nell'ultimo mese, l'ultima di regular season il 18 maggio e il playout di andata del 31 maggio, chiaramente oggi 10 giugno è il playout di ritorno, quindi terza sfida in poco meno di un mese tra le due formazioni che ormai si conoscono anche abbastanza bene, soprattutto per quello che è stato lo sviluppo delle due gare a cui abbiamo assistito, 2 gare molto diverse, l'ultima di regular season e il playout d'andata, e quindi questo alimenta il fattore X. Diciamo che l'approccio della Pirossigeno l'ultima di campionato è stato positivo a partire dal primo minuto, la partita è stata indirizzata verso Cosenza comunque, invece il playout di andata c'è stato un primo tempo decisamente apatico da parte dei lupi rossoblù, di conseguenza si è arrivati fino ad un 3-0 da parte del Padova che aveva assolutamente meritato fino a quel momento. Il gol del 3-1 ha riaperto comunque questa finale playout, adesso ce la godremo tutta, che sarebbe stata comunque aperta dal momento in cui nel calcio a 5 3 gol, me lo insegni tu mister, non sono molti, anzi sui 40 minuti sono ben pochi. Nel frattempo primo fallo del match a commetterlo Felipigno su Antonio Molaro, punizione all'altezza della propria tre quarti campo per il Vinomita di Petrarca, sarà proprio Antonio Molaro a muovere il pallone. Mi hai ricordato un brutto ricordo ho avuto, quello della sconfitta che abbiamo subito a Pesaro a pochi minuti dalla fine, eravamo 4-1 se ben ricordi. Rimonta subita nell'ultimo minuto e 56 di gara, in 1 minuto e 56 la formazione di Bargnesi arrivò dall'1-4 al 5-4, riuscì a recuperare clamorosamente quella situazione e furono 3 punti pesantissimi perché hanno permesso all'Ital Service di conquistare la salvezza matematica sul campo, indipendentemente da quello che sarà il destino della formazione del Patron Pizza nella prossima stagione, e che hanno condannato la Pirossigeno Cosenza a disputare questa doppia sfida. Non ci pensiamo, dai. Gabriel a rimettere in gioco, 2:29 sul cronometro, ancora 0-0 il punteggio. Felipigno a puntare Victor Mello che è appena entrato in campo, quindi dovrebbe star bene il capitano del Vinomita lì. Gabriel, pallone all'indietro per Jefferson, quindi Trentin a puntare l'altro Mello, Felipe, conclusione di Trentin sul primo palo, pallone che è terminato fuori con il tocco di Daniele Feverati, secondo Chiara Perona, e quindi sarà calcio d'angolo, il primo della partita a favore della formazione di casa. Jefferson ad incaricarsi della battuta, parte dietro Gabriel al limite dell'area di rigore, Trentin e Felipigno, pallone alzato fuori per Gabriel che si coordina, sfera che termina sul fondo, prima grande occasione del match al minuto numero 2:54 con Gabriel. Primi cambi anche per il Petrarca, come detto è entrato in campo Capitan Felipe Melo, è entrato anche Giampaolo, nel frattempo Cabeza dall'altra parte, anch'egli al suo primo tocco nel pallone sul parquet, viene trattenuto non secondo il direttore di gara e dunque si riprenderà semplicemente dal rinvio al fondo per il Vinomita di Petrarca.
con Feverati che lascia lì per Felipe Melo, poi Victor a scambiare con Rafinha. Giampaolo cerca proprio il numero 11 che arriva prima di Felipigno e poi calcia. Pallone smorzato sinistro, troppo chiuso da parte dell'11. Siamo già all'altra parte, Felipigno per Cabeza, orienta e torna a Felipigno in area di rigore, non riescono a concretizzare l'88 e il 22. Potenziale occasione da gol per la Pirossigeno Cosenza, che però in queste circostanze deve chiudere. C'è stata la possibilità sia prima da parte di Cabeza che poi di Felipigno di andare a chiudere, andare a calciare in porta. In entrambi i casi c'è stato, soprattutto Felipe ha avuto quel controllo sbagliato e la palla è andata fuori. Peccato davvero, era un'occasione importante. Rafinha prova a pensare su Jefferson, si porta però il pallone fuori. Il numero 11 rimessa laterale a favore della formazione di Bagnes. Jefferson da Cabeza, single coverage per Felipe Melo che lo prende in consegna, passa sull'out Cabeza, poi calcia di punta, pallone che termina di poco al lato, non arriva la zampata di Trentin sul secondo. Pirossigeno Cosenza che però nell'ultimo minuto si è resa pericolosa. Nell'ultimo minuto nella stessa porzione di campo, prima Trentin su questa banda e adesso Cabeza, stessa giocata, un 1-2 per andare a calciare col piede debole. Pronto a rimettere in gioco Feverati, pericolo scampato per il Minumite di Petrarca che prova ad uscire con Molaro, pressione altissima di Jefferson che chiude il fallo laterale. Giampaolo sul punto di battuta, alza la sfera, anzi la restituisce alla Pirossigeno Cosenza che imposta con Loconte, quindi Trentin. Cabeza spalla alla porta, vuole girarsi ancora su Victor Melo. Cabeza si accentra in calcio, trova la deviazione da parte del numero 10 in maglia gialla, anzi era Felipe Melo, pardon. Esce adesso dal campo, è quasi pronto a uscire dal campo Victor Melo che dovrebbe essere rilevato da Parrell. Rimette in gioco la formazione di casa, Mateus per Jefferson, poi Cabeza, pallone che scivola in fallo laterale, riprende a giocare allora Felipe Melo per Victor, quindi Giampaolo, finta di conclusione, Mateus è su di lui, lo porta sull'esterno, alla fine il pallone termina al di là della linea bianca, possesso che torna alla Pirossigeno Cosenza, il tutto quando sono trascorsi 4 minuti e 20 nel corso della prima frazione. Punteggio ancora a reti bianche, riceve Cabeza che attende i compagni, arriva Tornado che calcia, Dani Feverati miracoloso, la prima parata, e che parata del suo match, ancora determinante Dani Feverati. Entrato in campo Gargantini per Giampaolo, pronto come già detto in precedenza anche Parrell. Rimessa laterale a favore della formazione di Bagnes che insiste a caccia del gol. Sentite il boato del pubblico di Cosenza. Cabeza per Mateus, scambiano i due, ancora Cabeza, ma gira in conclusione, non arriva. Il secondo palo, non è un optional il secondo palo. Non arriva il taglio di Adornato sul secondo palo. Sfera sul fondo, recupera Feverati che rimette adesso in gioco per Parrell che ha rilevato Rafinha. Molaro, Felipe Melo sbaglia, poi Jefferson a controllare, subire fallo, si continua per la normale vantaggio. Cabeza ha chiuso il fallo laterale, ravvisato il primo fallo del match. Scintilla qui tra Cabeza e Felipe Melo, animi tesi, la posta in palio è altissima. A battimbeccare anche Jefferson e Molaro, vedremo quali saranno, se ci saranno provvedimenti da parte di Chiara Perono. Cabeza ammonito E insieme a lui chiaramente anche Felipe Melo, in primi due a finire sul tranquillo dei cattivi, e sarà un match-up che vedremo nel corso del match più e più volte e che abbiamo già visto nelle prime battute, quello tra Cabeza e Felipe Melo. Sì, al momento veramente l'ha spuntata sempre Cabeza, ci sono state 3 o 4 occasioni tutte da questo lato, sempre con Cabeza protagonista, sia con calciata diretta che con assist su Adornato. Probabilmente il Petrarca non dispone di un ultimo difensivo della stazza di Anderson Cabeza, che paradossalmente si trova
quasi sempre in mismatch. Ma in situazioni del genere, quando si viene a creare un mismatch, proprio perché c'è questo mismatch, non devi stare attaccato al pivot, devi staccarti, devi giocare di quel mezzo metro di distanza in modo tale da andare ad accorciare rapidamente quando il pivot ti punta per andare anche sul lato debole, perché sia Cabezza che Trantin vanno anche a giocare sul lato debole. A terra Gargantini e Jefferson si continua a giocare, adornato per Mateus, poi Jefferson ancora pressato alto da Matteo Gargantini, adornato prova a passare, riesce ad andare la Cabeza che si gira sul margine e calcia, pallone sul fondo, ancora pericoloso Anderson Cabeza che vuole condurre la sua formazione alla salvezza. Nel frattempo qui rinvio di Feverati, spizza adornato e quindi sarà corner a favore del Binum Italy Petrarca. Lo abbiamo visto nel replay, il tentativo di Cabeza che si era girato molto bene sul perno e poi era andato a calciare col mancino. Barrella alla battuta del calcio d'angolo, pallone fuori per Felipe Mello che si coordina col mancino, pallone ampiamente alto, fischi assordanti del pubblico del Palacosenzia per il numero 10 Patavino. Lo conta e rimette in gioco per Mateus, pallone lungo a cercare Cabeza, anticipa Feverati ai confini della propria area di rigore, poi Felipe Mello in profondità a cercare Rafinha, sfera che scivola sul fondo, lo conta pronto a rimettere in gioco. Petrarca che era partito con un baricentro alto, adesso è la Pirossigeno che sta man mano provando a far suo il pallino del gioco. Qui Cabeza si gira e calcia. Allora, la Pirossigeno ha cominciato a verticalizzare da quando è entrato in campo Cabeza, ha modificato un attimino il suo assetto tattico perché con Trentin in campo giocava anche di 4, visto che Trentin è bravo a fare anche l'ala grande. Cabeza è il classico pivot 3-1, verticalizzano su di lui e lui nell'1 contro 1 è bravissimo, come hai detto tu prima crea sempre questo mismatch e quindi ecco perché il Padova è andato un pochettino in difficoltà. 5:30 sul cronometro, rimessa laterale per il rossoblù, Mateus fuori per Cabeza, pallone che termina ancora sul fondo, ci ha riprovato l'ex Mantova dell'84, sfera nuovamente larga. Feverati rimette in gioco per Felipe Mello che cerca la palla lunga, direzione Matteo Gargantini, ancora una volta sfera che è scivolata sul fondo, adornato, marchio a controllare, l'ultimo tocco è del capitano rossoblù secondo il direttore di gara, out guadagnato da Gargantini, Parrell a servire proprio l'ex pivot del Milano che si gira e calcia trovando l'intervento sicuro a terra di Raffaele Loconte. Adornato verticalizza a cercare Rodrigo Trentini in banda. Quella verticale è stata fatta perché è stato commesso un errore in fase di cambio, in fase di possesso, in fase di non possesso, bisogna attendere. Gargantini prova a girarsi, ancora la meglio Marchio, non è finita, Rafinha. Incredibile come, guarda Marchio e Gargantini. Partita nella partita tra di loro, scuscia Rafinha sull'out che poi va a calciare e trova il piedone di Raffaele Loconte che evita guai e mette in out. Primo squillo, importante anche per il Binum Italy Petrarca dopo 6:14. Con l'accelerata in banda sinistra di Rafinha. Corner battuto ora, conclusione per 2 volte da parte di Felipe Mello, ribattuta in entrambi i casi, non c'è il tocco di mano secondo Chiara Perona, sarà nuovamente angolo a favore della formazione patavina e non calcio di rigore come lamentato dai ragazzi di Luca Giampaolo, che comunque usufruiranno di questa rimessa in gioco da corner. Parrell a lanciarla di là per Gargantini che si coordina, pallone che entra in porta e in vantaggio il Binum Italy Petrarca con il gol del proprio bomber Teo Gargantini. 1-0, strada adesso che si fa in salita per la Pirossigeno Cosenza. Ammutolito il Palacosenzia dal gol di Matteo Gargantini che porta in vantaggio il Binum Italy Petrarca. Vediamo quale sarà la reazione dei rossoblù che adesso hanno bisogno di 3 gol
per conquistare la terra promessa, la salvezza. Felipe Mello, spizza di testa Felipigno, poi lo conta a controllare. Trentin in spalle alla porta, prova a fare sul pallone, ci riesce solo per un attimo. Poi Felipigno, prestato da Molaro, si va da Gabriel. Trentin, raddoppio su di lui, pallone di là per Marchio, deviazione determinante di Gargantini che mette in corner, chiama il cambio al suo posto Giampaolo. Felipigno a toccare per Gabriel, conclusione ribattuta, poi Rafinha a sprintare sull'otto di destra, pallone che è rimasto in campo, Rafinha chiuso alla perfezione, in fallo laterale sarà out per il Petrarca, di Gabriel il tocco determinante. Pallone alzato per Victor Mello, la tocca Felipigno, poi Trentin a immolarsi contro Feverati, recupera Rafinha, calcio a Trentin, pallone che è terminato sul fondo, altra occasione per i rossoblù, questa volta con Rodrigo Trentin che è stato rimontato, sarà corner già battuto, altro out a favore della Pino Ossigeno Cosenza. Gabriel sul punto di battuta, controlla Trentin, poi Marchio chiuso al momento giusto da Antonio Molaro, ancora angolo per la Pino Ossigeno Cosenza. 12:45 da giocare in questa prima frazione, 1-0 per il binomio di Petrarca con il gol di Gargantini. Nel complesso 4-1 per la formazione di Giampaolo. Pallone fuori per Felipigno che calcia, sfera che è terminata abbondantemente larga, ci ha provato da fuori in questa circostanza senza successo la formazione di Bagnas che rimette in campo Anderson Cabeza. Feverati da Molaro, parte Parrell che poi riceve centralmente, ancora Molaro per Giampaolo, Victor Mello, blocco cieco di Molaro, prova a servire Parrell con questa palla scavata, sfera che è terminata al di là della linea bianca, ancora rimessa per i padroni di casa. Il gol subito ha rafforzato ovviamente mentalmente il Padova ed è stato una mazzata, un macigno pazzesco per la Pino Ossigeno che fino a quel momento aveva spinto anche bene. Felipigno, pallone per Gabriel che va da Cabeza, controllo difettoso a terra, tutto regolare per il direttore di gara, occhio al 3 contro 1, la conclusione di Molaro, interviene Loconte, siamo già all'altra parte, Felipigno per Trentin, poi Cabeza, destro, Feverati in corner. Conclusione, ribaltamento di fronte, pericolosa entrambe le formazioni, angolo per i rossoblù, Feverati ad anticipare Cabeza sull'imbucata di Felipigno, a terra due giocatori in maglia gialla, allontana Feverati direttamente in fallo laterale, visto che stavano scadendo i 4 secondi, rimessa per i rossoblù che mantengono il possesso del pallone, Gabriel da Trentin, quindi Cabeza spalle alla porta, ancora su di lui Capitan Victor Mello che non lo molla, è una furia, poi sbraccia forse più del dovuto. Chiara Perona va a richiamare il pivot in maglia numero 88, sarà rimessa laterale a favore della Pino Ossigeno Cosenza, con tutta la panchina batavina in piedi a protestare con il direttore di gara. Jefferson, pallone per Felipigno che punta Parrell, poi Cabeza, controlla il destro ancora Dani Feverati, determinante nuovamente l'ex portiere del Mestre. Siamo già all'altra parte, Parrell prova ad allungarsi il pallone, Felipigno, sfera che è terminata a terra qui, Chiara Perona ha visto qualcosa che non va, giallo per Jefferson che ha messo a terra Matteo Gargantini, è fischiato il calcio di punizione a favore della formazione ospite. Come nel match in andata,
finora determinante Dani Feverati, che in più occasioni ha salvato la porta del Petrarca. Sì, abbiamo già visto sabato scorso quello che è in grado di fare questo portiere. Anche oggi è stato chiamato in causa un paio di volte e in entrambi i casi è stato determinante per il Padova. Bisogna rimanere in partita, non bisogna mollare mentalmente. La partita è ancora lunga, ci sono 11:29. Punizione dall'altezza del tiro libero per il Binum Italy Petrarca sul pellone. Giampaolo e Felipe Mello. La rincorsa nel 10. Parte Felipe Mello, Jefferson a intercettare il pallone che poi non tocca il tetto e rimane ingiocabile. Si lancia proprio Jefferson, arriva Feverati in anticipo che colpisce Antonio Molaro, quindi rimessa laterale. Pirossigeno Cosenza, time out chiesto da coach Ibañez a 11:21 dalla sirena che sancirà la fine della prima frazione di gioco. Tutto pronto per la ripresa nelle ostilità sul parquet del Palacosenza dopo il time out chiesto dai Ibañez. Si ripartirà con la rimessa a favore della formazione di casa. Jefferson ha tornato Cabeza e Restaino in campo. Dall'altra parte Rafinha, Gargantini, Lucagel e Felipe Mello, che ora viene puntato da Cabeza nuovamente. Cabeza converge, prova ad andare sul secondo palo, tra lezione tornato, c'è la deviazione del Golden Boy, il classe 2007 Davide Lucagel, che mette in corner. Jefferson sul punto di battuta, 11-11 alla sirena. Cabeza calcia, pallone di poco sul fondo, altra occasione per l'88 che non inquadra nuovamente lo specchio della porta. Jefferson ancora a contatto con Gargantini, fischiato il fallo al 96, devono stare attenti entrambi, soprattutto Jefferson che è già ammonito proprio per un intervento sull'autore del gol dello 0-1. Cabeza addirittura triplicato, lascia libera Tornato che calcia sulla figura di Felipe Mello che mette in out. Adornato a battere l'out, lascia poi l'incarico a Jefferson Pessoa. Cabeza fischiato contro fallo, pallone in movimento e quindi Petrarca che riprenderà il gioco. E Rafinha a scambiare con Gargantini, poi pallone in profondità per Lucagel che non può arrivare nonostante il taglio in diagonale. Sfera sul fondo, Loconte a imbeccare Pedrigno, anche lui come marchio diventato da pochi giorni papà. Pallone impreciso questo di Decio Restaino che termina direttamente sul fondo. Entra anche Parrell dall'altra parte al posto di Lucagel. Gargantini controlla a spalle alla porta, prova a girarsi in mezzo a tre, lo ferma Tornato, poi Parrelli, interviene Loconte e allontana Pedrigno. Brivino qui per la Pirossigeno Cosenza. Petrarca vicino al gol dello 0-2 con Rafa Parrell. Ora Rafinha, ancora Gargantini a proteggere, a provare a girarsi, recupera però Pedrigno, poi l'ultimo tocco è di Rafinha, anzi era Restaino che si era
impossessato del pallone. Gabriel per Cabeza, anticipo da parte di Felipe Melo, quindi Parrell, nuovamente Felipe Melo da Rafinha. Lucacel, Rafinha, recupero dei rossoblù, poi Petrarca che prova a imbucare, Gargantini non arriva. Possesso ancora per i padroni di casa, entra Giampaolo al posto del 96, visibilmente nervoso ma anche provocato nella retroguardia avversaria. Qui Gabriel a servire Pedrinho di prima, poi Restaino in banda a puntare Parrell, vuole l'1 contro 1 sul lato debole, quindi Gabriel per Cabeza, pallone che non ha varcato la linea bianca e rimane ingiocabile. Ora sì, Cabeza era andato alla conclusione, aveva colpito il palo dopo il tocco di Dani Feverati. Si riprenderà comunque dall'out a favore del Petrarca. Il caldo sta diventando davvero una determinante, ma quello che in questo momento Pirossigeno non fa e che deve fare è dare più pressione su una prima linea. Come vedi sul movimento della palla, vedi Cabeza come arriva lento sulla pressione, il tocco della palla è un input per andare a prendere l'avversario, non permettergli di alzare la testa e fare la giocata lunga. Quello che sta facendo Padova, alzare la testa e vedere le giocate, e in questa maniera sta mettendo in difficoltà Pirossigeno. Rafinha, pallone nuovamente per Felipe Melo, ancora Rafinha, torna all'indietro dal 10, poi Giampaolo dall'altra parte per Parrell, c'è l'anticipo di Loconte che poi rischia sulla pressione di Rafinha, costretto a buttare il pallone in fallo laterale. A battere con calma Felipe Melo. Giampaolo messo a terra da Cabeza, fallosamente punizione Petrarca quando abbiamo superato da 47 secondi la metà esatta della prima frazione di gioco. Patavini avanti per 1-0 nel match di ritorno e per 4-1 nel computo totale contro la Pirossigeno Cosenza. Parrell cerca e trova Giampaolo in profondità, posizione atipica per lui, ancora a terra Giampaolo, ancora fallo, questa volta di Mateus, è il quarto per la formazione di Bagnes, che deve stare attenta dal momento in cui mancano 9 minuti e sgoccioli al termine della prima frazione. È ancora lunga, bisogna aver pazienza, bisogna pressare, bisogna spingere, bisogna andare oltre le forze che in questo momento probabilmente già cominciano a scarseggiare. Più mentali che fisiche da questo punto di vista, perché chiaramente subire il gol dell'1-0 dopo la pressione iniziale è sicuramente un macigno che si somma all'1-3 dell'andata. Poi Cabeza orienta e calcia, aveva saltato bene l'avversario, poi conclusione Mancina che si spenta sul fondo, altra occasione per i rossoblù, minuto 11 e 15, nuovamente Cabeza a calciare, nuovamente sfera al lato. Giampaolo per Rafinha, di là da Felipe Melo, intercetta Pedrinho solo per un attimo, Felipe Melo d'esperienza a proteggere l'out vista l'altissima pressione portata dalla prima linea rossoblù. Rafinha cerca un controllo difficilissimo che non va a buon fine, rimessa rossoblù, è rientrato in campo anche Victor Mello. Mateus per Pedrinho, ancora Mateus, Gabriel a prendere il pallone sulla pressione di Parrell, la vorrebbe Cabeza che viene servito in questo momento, spazio chiuso per la conclusione, si mette spalle alla porta e si gira, pallone che termina in corner dopo la deviazione di Feverati. Proprio Cabeza alla battuta, 8 e 15 all'intervallo. Cabeza fuori per Gabriel, Suolata, non c'è lo spazio per la conclusione, la prova Mateus con il pallone che rimbalzava, sfera che è stata deviata se non ho visto male da Rafinha. Altro possesso dei rossoblù che hanno il pallino di gioco tra le mani ma che sono sotto nel punteggio. Mateus cerca e trova Cabeza, nuovamente a girarsi a calciare, nuovamente Dani Feverati a intervenire e mettere il pallone in fallo laterale. Pedrinho per Cabeza, poi Gabriel dietro per Loconte, Mateus vince il rimballo con Rafinha, può controllare Loconte visto il tocco proprio da parte del numero 11. Felipe Melo qui evita i rischi, mette il pallone di testa in out, rimessa per la Pirossigeno Cosenza. Mateus per Gabriel, conclusione che termina sul fondo.
un po' velleitaria, più che altro per evitare che il pallone finisse in fallo laterale. Rimane a terra qui Gabriel. Si riprende a giocare con Feverati che lancia lungo per Gargantini, tallonato ancora da Marchio, rimessa per Ossigeno Cosenza. Pedrigno ad incaricarsi della battuta, l'anticipo lento di Victor Mello su Cabeza, poi Gargantini dietro per Rafinha, ancora Victor Mello nella terra di nessuno, recupera Marchio che vorrebbe ripartire velocemente, poi è costretto a ritornare sui suoi passi, arriva la deviazione di Rafinha, il fallo laterale. Pedrigno, Mateus a cercare di trovare Cabeza che controlla col penalty e calcia, ancora Feverati a chiudere in corner. Pallone alzato per Cabeza che calcia, nuovamente di prima intenzione, nuovamente sfera sul fondo. Feverati per Victor Mello, quindi Rafinha, ancora Victor a cercare Gargantini, anticipa Pedrigno che si inserisce tra le linee e intercetta, ora Cabeza a puntare Molaro, vistosa fascinatura al ginocchio per il numero 2 Felipigno, Marchio, ancora Cabeza, vuole l'1 contro 1, Felipigno, anticipo secco di Gargantini che subisce un colpo dal 22, dentro nuovamente Parrel per Rafinha e Felipe per Victor Mello. Marchio per Felipigno che prova a scambiare con Jefferson, non c'è fallo per il direttore di gara. Molaro batte l'out, battirà dove c'è Parrel, poi Molaro converge, orienta in calcia, sfera sul fondo con deviazione secondo il direttore di gara, angolo a favore del Vino Vitali Petrarca. Marchio ad anticipare Molaro, anzi non c'è il tocco nel capitano rossoblu e quindi rimessa per la Pino Ossigeno Cosenza a 6:34 all'intervallo. Felipigno per Gabriel, spalle alla porta, anzi è Trentin che mantiene il possesso del pallone all'interno dell'area, raddoppiato, finisce col perderla, poi Giampaolo tallonato da Marchio, l'ultimo tocco è il suo sulla pressione di Felipigno, rimessa per la Pino Ossigeno Cosenza, ammonito Marchio che nel tentativo di strappare in frente il pallone dalle mani di Giampaolo abbatte il numero 20 e finisce sul taccuino dei cattivi, il quarto dopo Jefferson, Cabeza e Felipe Mello. Si riprende a giocare, Jefferson a battere, trova la deviazione di Giampaolo, nuovamente in fallo laterale, guadagna qualche metro qui la formazione di Daniel Ibañez.
Jefferson, pallone dentro per Trentin che era solo, ma si coordina malissimo, pallone che si spegne sul fondo. Lo rivediamo qui nel replay, corpo all'indietro, piede d'appoggio sicuramente non stabile e a contatto con il terreno di gioco. Risultato palla alta, qui Feverati legge con largo anticipo, probabilmente avrebbe anche potuta controllarla, visto che comunque era libero di marcatura, visto che era saltata male la retroguardia Patavina, che adesso ci riprova con Parrell, Felipe Mello, Giampaolo ancora a cercare un compagno in profondità. Trentin la mantiene in campo col tacco, è un passaggio a Dani Feverati. Parrell, Giampaolo nuovamente a verticalizzare per Parrell, arriva prima Jefferson, Lo Conte a cercare Trentin, in anticipo Giampaolo che poi è impreciso, non riesce ad andare da Parrell, staffetta nuovamente tra il 13 e l'11. Cristian, ci deve essere qualità nei passaggi, è determinante questa cosa, non puoi fare passaggi di quel genere e concedere una transizione da un possesso palla facile ad una transizione all'avversario. Qualità nel passaggio. Dentro anche Victor Mello al posto del fratello, a rimettere in gioco Felipigno che scambia con Jefferson, fraseggiano i due, poi marchio Jefferson, Felipigno, Trentin, Felipigno, poi Jefferson, pallone direttamente sul fondo. Diventa più prevedibile e paradossalmente viene marcata anche meglio con Trentin alla grande, perché si sistemano su due linee provando a giocare a 4 e lo stesso Mello che viene a metà campo a marcare ha più facilità nella gestione appunto della marcatura su Trentin. La sensazione è che quando Cabeza non è in campo il Petrarca riesca a far fare il suo gioco alla Pinossigeno Cosenza, e lì chiaramente diventa molto più semplice per i ragazzi di Giampaolo. Qui finisce a terra Trentin proprio sull'intervento di Capitan Victor Mello. Secondo fallo per il Petrarca, punizione per la Pinossigeno Cosenza, fuori Gargantini, dentro Lucacel. Patavini adesso senza primo puro in campo. (4:57 all'intervallo), asciugato il parquet, partita che può riprendere con Jefferson che si incaricherà della battuta del calcio di punizione. Va da Felipigno sull'out di destra, cercato e trovato Trentin solo per un attimo, poi provano a uscirne la formazione ospite con Rafinha che non riesce a indirizzare il suo corpo di testa verso l'abile Lucacel. Possesso ancora per i padroni di casa. Felipigno e Jefferson a scambiare. Felipigno passa su Rafinha, poi tocca per Marchio. Sì! Ha pareggiato la Pinossigeno Cosenza con il gol di Felipigno dal nulla, l'1-2 tra il 22 e il 6. Felipigno imbuca all'angolo, batte Feverati che forse legge male e realizza il gol dell'1-1. Matteo Felipigno. Bellissima, bellissima azione, un 1-2 rapido sulla stessa linea, la fase difensiva è stata presa in contropiede e quindi siamo andati a fare l'1-1, partita ancora lunghissima. Cristian, 4:41 alla fine del primo. Abbiamo rivisto il gol nel replay e dunque punteggio nuovamente in parità tra Pinossigeno Cosenza e Vinum Italia Petrarca con il gol di Felipigno. Lucacel, pallone dietro per Victor Mello, quindi Molaro, Rafinha, interviene Trentin che poi mantiene il pallone in campo, anticipo secco da parte di Capitan Victor Mello su Marchio che era arrivato, stava per arrivare sulla sfera. Rimessa laterale per la Pinossigeno Cosenza che ha rimesso tutto in parità. Servono comunque altri 2 gol. Sì, servono ancora 2 gol. Sembra
Jefferson a imbucare tra le gambe di Gargantini. Occhio a questa Ma ripartenza. recupera Victor Mello, che poi calcia pallone sul fondo. Ci ha Sì, provato adesso anche Victor Mello, che vorrebbe il corner, non secondo il direttore di gara. Padova continuerà a fare il suo gioco, vedi come risalgono su in pressione. Felipigno. Hanno rimesso in campo Gargantini, è stato bravo in questo Giampaolo, l'ha capito subito, perché giocare senza pivot, e ce ne siamo accorti in entrambi i casi, le squadre diventano più facili da marcare, e immediatamente Giampaolo, dopo aver subito l'1-1, ha messo il suo pivot in campo, mentre Pirossigeno ancora continua a giocare con Trentin alla grande. Felipigno interviene sul lancio di Molaro, pallone sul fondo, Feverati a rimettere in gioco, 3,56 all'intervallo, 1-1 il punteggio. Victor Mello per Molaro, quindi Rafinha, serve nuovamente Molaro, eccolo Gargantini, occhio al taglio dal lato debole di Rafinha, che poi incespica sul pallone, calcia Molaro, era scivolato Loconte, pallone che per sua fortuna termina sul fondo, c'è deviazione e quindi sarà corner a favore del Dinamo Italy Petrarca. Ha provato per un attimo i Bagnez a giocare con il doppio pivot, Trentin e Cabezza, ma siamo andati subito in sofferenza. Pedrigno adesso ha preso il posto di Trentin. Occhio alla controtransizione possibile con Felipigno che va da Pedrigno, il quale si trova il pallone sul tacco, quindi recupera il Petrarca. Rafinha al limite dell'area di rigore, si gira e calcia, sfera sul fondo. Si era venuto a creare secondo me un mismatch con Gargantini e Cabezza. Chiaramente pivot contro pivot, mismatch a favore di chi attacca. Loconte rimette in gioco per Mateus, anticipo secco di Victor Mello che poi perde palla su una pressione di Pedrigno. Cabeza calcio, deviazione, poi ancora Feverati, Cabeza nuovamente a recuperare il pallone, la vorrebbe fuori Mateus, sfuma l'effetto sorpresa, Feverati non riesce a evitare il corner sulla deviazione di Rafinha. Il gol ha dato nuova linfa alla Pirossigeno, sta cercando di aggredire adesso il Padova. E sentite il boato nel Pala Cosenza. Forse sarebbe il caso in questo momento di chiamare un time out da parte di Giampaolo, forse per far rifiatare anche la sua squadra. Nel frattempo è rimasto a terra Parrell, se non vado errato. Ancora a terra Parrell, chiaramente speriamo per lui che non sia niente di grave. E dunque gioco fermo a 3-0-9 dall'intervallo col punteggio che dice Pirossigeno Cosenza 1, Dinamo Italy Petrarca 1. Si riprende a giocare, corner battuto, pizzica Giampaolo, altro angolo per i rossoblù, sempre Pedrigno col pallone da rimettere in gioco, ancora Giampaolo che questa volta allontana e recupera Loconte. 3 minuti all'intervallo, Loconte cerca e trova Cabeza, regolare l'intervento per Chiara Perona, Cabeza spalla alla porta, tocca per Mateus, conclusione Spilenka, pallone che termina il la fallo. giocata è stata giusta, è stata intelligente, probabilmente Pedrigno avrebbe dovuto correre più rapido prima, palla e taglio, andare ad aggredire questo benedetto secondo palo con Mateus che veniva a rimorchio per la calciata, per come è stato poi alla fine, anche se l'ha strozzata, l'ha calciata male. Gabriel recupera regolarmente, poi Pedrigno per Cabeza che prova il tacco ma non trova l'impatto col pallone, vicino al 2-1 la Pirossigeno Cosenza, 2:35.
Beh, ora sono davvero tante le palle gol create dalla Pirossigeno. Anche perché, come già detto, da qui non si scappa, quindi l'augurio è quello di non piangerle poi a fine partita. (2:29 all'intervallo). Spazzolone in campo. Gioco che riprende col possesso rossoblu. Gabriel cerca e trova Cabeza, poi Jefferson, Adornato per Gabriel, ora Jefferson da Cabeza che salta, Felipe Melo che finisce a terra. Occhio alla superiorità, Adornato va in banda da Gabriel, Feverati a chiudere solo per un attimo. Jefferson, conclusione ribattuta da Gargantini e Victor Mello, poi Giampaolo mette giù col tacco. Adornato a fermarlo, Jefferson a mettere in out quando in realtà il pallone era comodamente alla portata di Loconte. Giampaolo, 1:50 all'intervallo. Felipe Mello per Feverati. Pallone troppo lungo per Roberto Giampaolo, pronto a rimettere in gioco Loconte. Jefferson a cercare Cabeza che anticipa Feverati, poi non si gira dal lato giusto, avrebbe dovuto solo depositare il pallone in porta. Sai, anche questi interventi sono molto rischiosi da parte del portiere, perché gioca proprio al limite dell'aria, potrebbe anche andare a toccare la palla fuori aria. Brividi qui per il Petrarca. Immediato time out chiesto da Luca Giampaolo a 90 secondi dall'intervallo. Si riprende a giocare sul parquet del Pala Cosenza dopo il time out chiesto da Giampaolo a 1:30 dall'intervallo col punteggio fermo sull'1-1, qui impreciso Victor Mello, pallone che è terminato fuori. Trentin per Marchio, quindi Adornato si fa vedere sulla parallela Cabeza, Adornato si accentra e va da Trentin, ancora doppio pivot per Ibañez. Marchio, falloso l'intervento di Gargantini, non per il direttore di gara. Adornato, Cabeza vuole l'1 contro 1 con Felipe Mello, va verso l'interno Cabeza, poi si prende la traccia esterna, entra in aria Cabeza, pallone sul fondo senza il tocco di Feverati e l'invio per il Petrarca. Beh, Cabeza stasera da questo punto di vista in quegli ultimi 10 metri è incontenibile, non riesce Mello a gestirlo, a trattenerlo. Bisognerebbe un attimino inquadrare meglio lo specchio della porta.
Dentro il restaino per marchio tra i rossoblù con il parquet che è stato appena asciugato. Fuori Giampaolo, dentro anche Felipe Mello. Per la prima volta forse in campo contemporaneamente i due fratelli. Feverati al rilancio lungo, proprio a cercare Capitan Victor, tallonato in maniera vincente da Cabeza. Poi Trentin, fallo di Molaro, punizione per il rossoblù. Adornato batte subito, quindi Cabeza, che ora può puntare Victor Mello. Cabeza doppio passo, esterno, conclusione Mancina, spera ancora sul fondo. Nuovamente a cercare il secondo palo, dove però non c'è nessuno. Victor Mello, pallone per Molaro che mette bene a terra. Adornato resiste alla carica e serve Trentin che guadagna il fallo laterale. Cumulativo ai danni del Petrarca, quarto fallo per la formazione di Giampaolo. 4 a testa il computo dei falli, ma chiaramente mancando 32 secondi, a meno di clamorosi scenari, non si andrà, almeno in questo primo tempo, né da un lato né dall'altro a calciare dai 10 metri. Trentin per Adornato, Felipe Mello in anticipo su Cabeza, poi chiusura di Restaino, Adornato su Molaro, quindi Lo Conte, ancora Restaino, occhio perché è saltata una linea difensiva per il Petrarca. Cabeza non va di là, rallenta le operazioni e permette alla retroguardia Patavina di riposizionarsi. 10 secondi, Cabeza cerca l'1 contro 1, poi tocca dietro per Adornato, 4 secondi all'intervallo, recupero da parte di Victor Mello, anzi Felipe, che congela il possesso. Pallone che è terminato fuori a 1/10 dall'intervallo e quindi sfera che verrà buttata del mezzo, ma formano la barriera i due fratelli Mello, presumibilmente non ci sarà nulla di fatto, non essendoci in tempo materiale. E infatti termina qui la prima frazione del playout di ritorno tra Pirossigeno Cosenza e Vinomita di Petrarca. 1-1 al termine dei primi 20 minuti, ne restano altri 20 con i rossoblù che devono recuperare ancora 2 gol.
Nuovamente in diretta dal Pala Cosenza, amici sportivi, per il secondo tempo di Pirossigeno Cosenza Vinumidali Petrarca Padova, gara di ritorno nei playout. 1-1 il parziale dopo il 3-1 per la formazione di Luca Giampaolo, maturato nel match in andata. Quintetti di partenza: da un lato Loconte, Marchio, Trentin, Gabriele Felipigno, dall'altro Feverati, Felipe Mello, Rafinha, Molaro e Gargantini. Se non erro sono i due quintetti iniziali, giusto? Sì, quintetti sono iniziali. I due quintetti iniziali, sia da un lato che dall'altro. Dunque non cambiano l'assetto di partenza i Bagnes e Giampaolo. Vedremo cosa riserveranno a queste due formazioni gli ultimi 20 minuti della stagione partiti. Primo possesso per la Pirossigeno. Gabriel a cercare Felipigno, anticipo da parte di Felipe Mello, poi pallone che scivola sul fondo. Loconte va a recuperare la sfera ed è pronto a rimetterla in gioco. Felipigno per Gabriel, ancora Felipigno, poi Trentin dall'altra parte dove arriva Marchio in volata, conclusione che non riceve deviazione e quindi sarà rinvio dal fondo per Feverati. Primo affondo della ripresa a firma pari De Marchio. Feverati per Molaro, quindi Rafinha, scambiano i due, recupera Felipigno solo per un attimo, poi Rafinha cerca Gargantini ma non lo trova, rimessa laterale a favore dei rossoblù che sono partiti pressando nella metà campo offensiva con 4 uomini. Felipigno per Marchio, scambiano i due, poi Gabriel cerca l'1-2 col proprio numero 22, autore del gol dell'1-1, che finisce a terra dopo la spinta da parte di Rafinha. Primo fallo della ripresa, nel frattempo espulso il direttore sportivo Rocco Bossio. Dunque espulso il direttore sportivo della Pirossigeno Cosenza Rocco Bossio e quindi punizione a favore della formazione di Bagnes col fallo, come detto in precedenza, di Rafinha su Felipigno, che batte adesso e serve Gabriel, ancora Feverati col piedone destro ad evitare guai. Loconte, pallone lungo a cercare un compagno, anticipo di Rafinha, poi Felipigno protegge la rimessa laterale perché sulla sfera si stava avventando Felipe Mello. Altro out a favore della formazione di casa con Gabriel, quindi Felipigno, scambiano i due. Trentin, Felipigno a puntare Rafinha, di là per Gabriel, nuovamente Feverati, miracoloso anche in questa circostanza. Occhio alla controtransizione al 2 contro 1, Gargantini da Rafinha, ancora per Gargantini, Marchio 2 volte la terra determinante, non è finita, Molaro lo ferma Trentin, controtransizione, calcio Trentin, ancora Feverati, in fallo laterale. È un abboggio del Pala Cosenza, è uno spettacolo anche per gli occhi, con occasioni da un lato e dall'altro. Bellissimo, bellissimo, ripeto, questo contesto è bellissimo. Un secondo tempo che è cominciato per come era cominciato il primo, con un Padova che attacca, che sale sulla linea, sulla metà campo della Pirossigeno, cercando di non far giocare appunto i rossoblù. Nello stesso tempo i rossoblù che riescono a giocare anche di 1-2 per come è stata la situazione del primo tempo, che ha portato al pareggio appunto della Pirossigeno. Adesso vedi, questo
Questo non bisogna uscire dalla partita, bisogna rimanere dentro la partita concentrati. In queste situazioni sicuramente non fanno bene. Scintille abbiamo visto tra Trentino e Gargantini, con Marchio che adesso va a colloquio con il direttore di gara. È rimessa rossoblu, 1,5 trascorso nel corso del secondo tempo. Matteus per Jefferson. Trentino non riesce a mantenere in campo il lancio del 23. Poi Feverati a servire la fine in banda. Cerca Gargantini, pallone che termina fuori. Rimane alta comunque Padova. Vuole impedire alla Pirossigeno Cosenza di impostare ragionando. E infatti si va da Loconte, che lancia in profondità per Marchio. Controllo del 6 che si gira in buca per Trentin. Rodrigo Trentin a riaprire tutto. 2-1 per la Pirossigeno Cosenza, che nel complesso totale si porta a un solo gol dalla salvezza. Gran giocata di Marchio sul lancio di Loconte, poi ci pensa Rodrigo Trentin. 2-1 per i rossoblù quando è trascorso 1 minuto e 58 dall'inizio della ripresa. Beh, questo gol è del capitano, una giocata pazzesca per un tap-in facile da parte di Trentino. E sentite il modo del Palacosenzia, perché i rossoblù adesso sono a un solo gol dalla salvezza, ma manca ancora un'eternità. Victor Mello, Gargantini passa sulla pressione di Marchio alla grandissima Teo Gargantini, finisce a terra, tutto regolare per Chiara Perona, che fa ampiamente segno di proseguire. Cabeza tallonato da Capitan Victor Mello, poi recupero di Felipe Mello, lotta feroce su ogni pallone. Rafinha a imbucare, Jefferson anticipa, poi Cabeza, pallonetto su Feverati, traversa di Anderson Cabeza. Siamo già all'altra parte con Matteus che chiude il corner. Pallone fuori per la conclusione di battuta, poi Rafinha, sfera alta. Non c'è un attimo di tregua qui al Palacosenzia, da un lato e dall'altro pericolose le formazioni. Qui Cabeza ha provato il pallonetto su Feverati, che ha coperto molto bene la porta. Pallone che sbatte delicatamente sulla traversa. Soprattutto ad evidenziare, dopo il gol del 2-1, la ferocia con cui tutti i giocatori in campo sono andati su ogni pallone in questa azione. Sì, diciamo che in quel caso, in quella situazione lì, c'è stato anche un 2 contro 1, un raddoppio su Cabeza, si poteva lì interrompere il gioco e dare una punizione a favore della Pirossigeno, però evidentemente il metro che stanno deciso di adottare anche in questo secondo tempo, che probabilmente è quello giusto per evitare comunque gestione della partita, però partita maschia, perché comunque si giocano la salvezza, quindi ci sta, dai, al momento andiamo avanti così. Jefferson per Adornato, scambiano i due, ancora Adornato contro Rafinha, arriva a raddoppiare Giampaolo, poi Jefferson, recupero da parte di Victor Mello, chiuso regolarmente la Cabeza, esulta il pubblico del Palacosenzia. Diciamo che stasera c'è un lavoro straordinario da parte dello Spazzolone, perché ogni contrasto, guarda che striscia di sudore che è rimasta lì. Ragazzi, fa caldissimo stasera qua dentro. Un po' il caldo, un po' la tensione della partita, la ferocia di cui parlavamo. Però tu poco fa. Ti ricordi mai di aver visto Cabeza rincorrere così l'avversario? Fase difensiva? Chiaramente fantastico, è stato fantastico questo intervento. Si ci gioca tutto e anche di più. Qui Feverati rischia sulla pressione di Adornato. È ripreso in gioco Giampaolo, pallone all'indietro, corner regalato alla Pirossigeno Cosenza. Adesso questa è la situazione inversa rispetto al primo tempo. Sul gol del Padova era la Pirossigeno che ha subito mentalmente la situazione e adesso la subisce il Petrarca. Adesso è il Padova, in questo momento è il Petrarca che sta avendo difficoltà
Possesso che torna alla formazione patavina. Rischio qui per il Vinum Italia in Petrarca, con Rafinha che poi si autolancia sul pallone. Mateus, anzi no, giallo per il 16, ammonito la Chiara Perona. Qui forse si poteva lasciare continuare, perché comunque è vero, Rafinha va a terra ma Mateus tocca prima il pallone, almeno ma a mio modo di probabilmente ha fischiato il gesto, ha fischiato l'intenzione, anche se non è stato toccato Rafinha. Probabilmente quel movimento ha indotto l'arbitro a fischiare questo fallo. Ci può Cosenza, stare. che deve fare anche attenzione, perché un terzo dei suoi uomini a disposizione sono sul taccuino dei cattivi. Sì. Parliamo di Mateus, di Marchio, di Jefferson e di Cabeza. Sì, 4 su 12 non sono pochi, anche questo. considerando poi il peso specifico di chi sono gli uomini ammoniti. Sì, assolutamente. 16 minuti, vedevo che ancora ci sono, comunque nonostante tutti questi ammoniti, ancora un fallo per parte. Sono trascorsi 4 Nella prima minuti. frazione erano stati 4 per parte. A 9 minuti e 31 già la Pirossigeno aveva 4 falli, aveva 4 falli giusto, mentre a 32 secondi è stato commesso il quarto da parte di Padova. Diciamo che con 10 falli complessivi tra prima e seconda frazione finora, Chiara Perona ha sventolato 5 volte il cartellino giallo. Guarda, Ciò ripeto, nonostante sta comunque a mantenendo il prescindere, pugno ecco, la appunto, partita. a prescindere dai cartellini, questa si sapeva da subito che era una partita difficile, che era una partita maschia, quindi io devo dire che in questo momento gli arbitri secondo me stanno andando bene. Molaro finisce a terra, fallo di Gabriel, punizione di Numitali Petrarca. Questi sono diventati ormai sempre più maschi questi contatti. E sentite il pubblico di Cosenza che spinge i propri beniamini verso la salvezza. Manca ancora un gol ma la partita è lunghissima. Mateus regolarmente su Giampaolo, occhi al 3 contro 2, Mateus calcia, Federati a intervenire. Siamo già all'altra parte con Loconte che ha recuperato la sfera. Nuovamente Mateus sbaglia, regala il pallone a Felipe Mello, poi Molaro, taglio di Felipe Mello, anticipo da parte di Anderson Cabeza che chiude in corner. Di nuovo il doppio pivot. Ibañez sente che è questo il momento di aggredire la partita. Pallone fuori per la conclusione sbilenca da parte di Victor Mello. Sfera direttamente in tribuna. Dentro Felimpigno per Adornato. Trentini in battuta. Loconte. Serie di contromovimenti di Felimpigno. Poi Loconte... la scelta difensiva del Padova è quella di andare in pressione sui 4 di movimento e lasciar libero Loconte, che sono 2 o 3 volte già che cerca questo lancio lungo per il pivot. Rimette in gioco il Vinum Italy. Gabriel impedisce la ricezione a Giampaolo, poi Loconte per Cabeza, controlla ancora, pallonetto, nuovamente sfera sul fondo. Qui forse è troppo lezioso Anderson Cabeza, lo andiamo a rivedere nel replay. Ne esce tutto però nuovamente da un lancio di Loconte. Recupero ancora di Felimpigno, Cabeza per Felimpigno, destro, Feverati, non è finita ancora Felimpigno, recupera la posizione Feverati, poi allontana Giampaolo, direttamente tra le braccia di Loconte che mette a terra e prende campo, poi frena e va da Felimpigno a puntare Victor Mello che lo chiude in fallo laterale. Pirossigeno Cosenza che adesso sfrutta il momento positivo, vista anche la grandissima spinta del suo pubblico. Cabeza converge in calcia, poi Trentin, conclusione, ribattuta 2 volte sulla linea da Capitan Victor Mello, occasionissima qui per la Pirossigeno Cosenza, salva provvidenzialmente Victor Mello. Determinante qui il capitano dei Patavini, poi Trentin per Gabriel,
Felipinho da Cabeza che riceve e si gira su Mello. Cabeza sul petto di Feverati, poi Gabriel, non è finita, Trentini spalle alla porta, momento di massima pressione dei rossoblù, ancora Feverati su Felipinho. Felipinho alla battuta nel corner, fuori per Cabeza che prova l'1 contro 1 da ultimo difensivo. Salta Molaro solo per un attimo, su di lui adesso Felipe Mello. Cabeza cerca lo spazio, Felipe Mello e di Felipinho. Cabeza conclusione ribattuta 2 volte, poi Victor Mello a terra, non c'è nulla per il direttore di gara, anzi fallo di Cabeza, punizione Vinumita di Petrarca. Non c'è un attimo di respiro anche per il caldo, quindi letteralmente. Chiaramente lo stesso caldo che si percepisce in campo si percepisce qui dalla tribuna stampa. Immaginate le nostre condizioni in questo momento. Torniamo sul match. Gargantini protegge alla grandissima e si gira ancora Gargantini, chiuso fallosamente da Felipinho per il direttore di gara che era lì e che ammonisce Felipinho. Quinto rossoblù a finire sul taccuino dei cattivi. E soprattutto se nel primo tempo il quarto fallo rossoblù era arrivato a 9 minuti dalla sirena, qui arriva a 13:44, quasi 14. 14 minuti, 4 falli e 5 gialli sul groppone. Non sicuramente la migliore delle situazioni, ma credo che in questo momento probabilmente sia l'ultimo pensiero della Pirossigeno Cosenza. Impegnata e motivata a trovare il gol del 3-1 che vorrebbe dire salvezza. Sì, adesso questo 2-1 si cominciano a vedere gli ultimi 100 metri del traguardo, ma la stessa cosa si può dire per Padova. 2-1 sta resistendo alla grande la squadra patavina comunque, e non è facile giocare con questo caldo in questo ambiente. Punizione ora per il Petrarca, i fratelli Mello sul pallone, si allontana Victor, parte Felipe, fuori per Molaro, intercetta la retroguardia, poi Rafinha, anticipo di Loconte, non è finita, Molaro Felipe Mello, poi Victor, spalle alla porta va da Rafinha che ha davanti a sé Felipinho, prova a saltarlo Rafinha, protegge la grandissima Felipinho che poi guadagna il rinvio dal fondo, l'abbraccio con Jefferson, ex compagno di squadra proprio al Vinumita di Petrarca di Rafinha come dei fratelli Mello e di Parrelle. Adornato, poi Trentini, ancora per Adornato, dai e vai, con base del futsal, la Pirossigeno Cosenza trova il 3-1 con Alessio Adornato e si porta sulla parità complessiva 4-4 che in virtù della minore classifica ora vorrebbe dire salvezza. Pirossigeno Cosenza che riprende tutto in mano, ad ora sarebbe salva, ma mancano ancora 13:10. È lunghissima Cristian, è lunghissima. Rivediamo l'1-2 tra Trentini e Adornato, terzo gol sulla falsa riga del secondo. Petrarca che si fa ancora sorprendere da questa situazione e dunque Pirossigeno Cosenza che si porta sul +2, ristabilisce la parità complessiva che, come detto poc'anzi, vorrebbe dire Serie A per i rossoblù e Serie A2 Elite per la formazione patavina.
Nel frattempo correzione, chiedo scusa io per l'errore perché ero rimasto al regolamento dell'anno scorso. Con questo risultato sarebbero supplementari e poi al termine dei supplementari non ci sarebbero i rigori, ma si salverebbe la Pirossigeno Cosenza. Ok, perfetto. Questo chiaramente per specificare il regolamento anche a voi che ci seguite. Chiedo scusa per l'errore commesso in precedenza. Dunque, quindi è perfetta parità, Cristian. 3-1, adesso è perfetta parità che porterebbe ai supplementari. Nel frattempo si è ripresa a giocare con il Finum Italy Petrarca che muove il primo pallone dopo il gol subito. Victor Mello da Giampaolo che supera solo per un attimo Jefferson, lo Conte recupera. Adornato, Jefferson, pallone troppo lungo per Trentin, Feverati lascia scorrere. Adesso vedremo se la Pirossigeno Cosenza cercherà di rallentare il ritmo o continuerà a spingere. Ma sai Cristian, credo che in questo momento le due squadre non debbano ragionare, devono continuare a giocare per come hanno fatto fino ad ora. È stata una partita comunque bella, perché nessuna delle due si è nascosta, hanno tutte e due pressato dall'inizio. Occhio all'1-2 qui che sventa molto bene Marchio, il quale anticipa Giampaolo e avvia il contropiede. Jefferson tira per Trentin, arriva Adornato, Trentin aspetta, fa rifiatare e salire la sua squadra, tallonato da Rafinha Rodrigo Trentin. Giampaolo prova a chiudere, Trentin si gira sul perno, molto bene, finisce a terra, falloso l'intervento di Rafinha, secondo per il Petrarca, punizione per la Pirossigeno Cosenza. E credo che stia accumulando anche un altro fallo. Sì. Cumula un fallo al Petrarca e quindi terzo per il Petrarca. Terzo che però ancora non è stato segnato, adesso sì. 4-3 il computo dei falli. Sicuramente situazione rosea né per una né per l'altra, ma sì. Chiaramente in questo momento sono dettagli ai quali noi in tribuna stampa possiamo porre maggiore attenzione di quanta chiaramente ne stiano ponendo. Sì, perché poi come dici tu, alla fine uno di questi può essere un dettaglio, una determinante positiva o negativa per uno o per l'altra squadra. Trentin per Jefferson, deviazione di Gargantini, corner. Jefferson fuori per Gabriel, conclusione di battuta con l'ultimo tocco di un giocatore in maglia gialla, rimessa Pirossigeno Cosenza. Trentin per Felipigno, quindi Trentin, l'ultimo tocco di Jefferson che nel tentativo di tagliare si trova il pallone tra le gambe e lo spedisce fuori. Molaro cerca e trova Gargantini, gioco di prestigio del 96 che poi si gira per calciare, chiuso. Ora Felipigno prova a ripartire in 1 contro 4, guadagna Jefferson una preziosa rimessa laterale. Jefferson è rimasto a terra. Si riprende a giocare con Trentin che serve Felipigno, cerca e trova Cabeza, spalle alla porta, raddoppiato, Cabeza si gira, pallone sul fondo. Siamo già all'altra parte, Gargantini punta e calcia, lo Conte, il corner. Angolo dunque per il Finum Italy Petrarca.
si può riprendere a giocare dopo il cambio pallone. Gargantini cerca spazio in area di rigore, servito fuori Rafinha, quindi Victor Mello, ora Molaro a puntare Felipigno, per poco non arriva Trentin, ma non può arrivare neanche il capitano del Petrarca. Rimessa rossoblù, 11-22 alla sirena, perfetta parità nel complesso, 3-1 Petrarca all'andata, 3-1 Pirossigeno al ritorno. Trentin riceve in banda, ancora dentro, questa volta Feverati prima di Cabeza. Felipigno, Gabriel a terra sull'intervento di Gargantini, quarto anche per il Petrarca. È giallo per Teo Gargantini. Devo dire che Gargantini ha fatto comunque una partita superlativa. Ha fatto reparto da solo, ha tenuto botta contro i difensori della Pirossigeno, grande personalità questo ragazzo. Felipigno per Adornato, quindi Cabeza, salta secco Felipe Mello, poi serve Adornato che sbaglia il controllo, Giampaolo chiude e guadagna rimessa sull'ultimo tocco dell'ex giocatore della Cormer Polistena. Dentro marchio per Gabriel. Felipe Mello a cercare Gargantini, trova l'intervento di Adornato. Rafinha, Giampaolo, ancora Rafinha per Felipe Mello, lungo a cercare Gargantini, pallone in out, rimessa Pirossigeno Cosenza. Giampaolo chiede alla sua squadra di continuare a rimanere alta. Felipigno per Marchio, Rafinha a toccare, poi Giampaolo sbaglia la misura del passaggio, quindi Felipigno innesca Cabeza che prende il centro del campo e trova la conclusione, rimbattuta da Rafinha, occhio alla controtransizione condotta da Felipe Mello, Gargantini recupera Adornato e scivolata. E ora Gargantini lascia spazio in campo a Victor Mello. Giampaolo, pallone alzato per Felipe, controllo di petto, si va da Victor, quindi Rafinha a puntare marchio. Rafinha di là per Victor, pallone alto, anzi era Felipe, non cambia l'esito, fuori Adornato, dentro Restaino. Lo conta lungo a cercare Restaino, Feverati chiude di testa il fallo laterale. Cabeza cerca di servire Restaino che aveva tagliato, deviazione, poi Mateus, l'ultimo tocco è il suo. Dopo la conclusione mancina, rimessa Vinumite Petrarca che può respirare quando abbiamo superato da 12 secondi l'esatta metà della ripresa. 3-1 per la Pirossigeno Cosenza, 4-4 il computo totale. Marchio in anticipo su Giampaolo, ancora out per la formazione in maglia gialla. Victor Mello, Felipe, ancora da Victor che mantiene con fatica il pallone in gioco e torna dal fratello, poi Giampaolo, sfera lunga, si impegna, la tiene in campo, guadagna rimessa. Cabeza recupera regolarmente, poi Mateus ancora per l'88, sfera di là, interviene Rafinha, occhio alla controtransizione, 2 contro 1, Rafinha per Felipe Mello, dentro per Rafinha, arriva il recupero Restaino che mette in corner. La rivediamo nel replay.
Giampaolo si coordina, sfera alle stelle, recupero ancora di Giampaolo che va sul fondo, pallone dentro, Marchio a recuperare, poi sbaglia la misura del passaggio Felipe Melo. Loconte, lancio lungo a cercare Restaino, direttamente tra le mani di Feverati, poi Felipe Melo, ancora Restaino, non tocca Felipe, rimessa Vinumita di Petrarca, dentro Molaro e anche Gargantini per Rafinha e Felipe Melo. Eppure Barrel per Giampaolo a brevissimo. Gargantini protegge spalla alla porta e lascia lì per Molaro, scivola Mateus, Molaro prova la conclusione, ribatte Marchio, poi Gargantini spalla alla porta, chiuso dal capitano rossoblu che devia in corner. Quasi 2000 spettatori in diretta sul canale YouTube della divisione calcio 5 per questo playout di ritorno che è sul filo del rasoio, perché a 8:25 dalla fine del secondo tempo la Pirossigeno Cosenza è sopra 3-1 nel match e il computo totale dice 4-4. Lo ribadiamo per chi si fosse collegato in questo istante o precedentemente. Con questo risultato sarebbero supplementari, al termine dei quali, in caso di nuova parità, sarebbe la Pirossigeno Cosenza a ottenere la salvezza e non ci sarebbero tiri di rigore. Giampaolo ora batte l'angolo per il Petrarca, la tiene in campo di testa Victor Mello, regalandola per a Trentin che prende campo centralmente a terra. Quinto fallo del Petrarca, con Giampaolo che commette la quinta infrazione e viene anche ammonito. Terzo ammonito per il Vinumita di Petrarca, che adesso nella boncia del pala Cosenza dovrà gestire 8 minuti e 17 senza poter commettere fallo. Questo può essere un fattore. L'intervento di Giampaolo adesso mi sembra sulla stessa falsariga dell'intervento precedentemente fatto da Mateus quando ha preso il giallo. L'intenzione, anche in questo caso l'intenzione è stata punita, corsa scivolata alle spalle dell'avversario, Trentin è andato a terra e è stato dato un giallo. Certo, gestire adesso 5 falli ad 8:17 diventa ancora più complicato. Punizione da circa 14 metri. Restaino sul pallone, va lui a calciare, trova la deviazione da parte di Victor Mello, poi l'ultimo tocco è di Gargantini, rimessa Pirossigeno. Trentin cerca il taglio di un compagno, Restaino se la trova lì, la recupera Gargantini che al contropiede, Mateus prima di Molaro, allontana Loconte direttamente dalle parti di Gabriel, c'è Trentin a supporto, così come Restaino che arriva, controlla il pallone che rimane sotto la suola, poi chiude Gargantini, occasione qui per la Pirossigeno Cosenza, potenziale occasione non sfruttata da Deggio Restaino. Rimessa già battuta, Mateus per Gabriel, 7:56 alla sirena, ancora Trentin sulla linea di fondo, se la portano fuori, rinvio per Feverati, dentro Pedrinho e Jefferson al posto di Mateus e Restaino. Barrel, Molaro, quindi Felipe Mello, poi Barrel, prestato da Pedrinho che recupera la sfera,
e calcio in porta ancora Feverati, non è finita. Pedrigno dentro, doppio intervento di Dani Feverati. Ora Gargantini, Parrell, Felipe Mello, Gargantini si gira e calcia, pallone sul fondo. Lo conta a rimettere in gioco per Jefferson, quindi Pedrigno. Marchio a cercare Cabeza che finisce a terra. Feverati recupera, 7 alla sirena. Parrell, Rafinha, Parrell, ancora Rafinha, quindi Molaro la perde sulla pressione di Pedrigno che non riesce a evitare il fallo laterale a favore del Binum Italy. Rimette ora Rafinha, Molaro, Parrell, Rafinha, Molaro, prova a saltare Marchio che lo chiude in out. Rafinha per Felipe Mello, ancora Rafinha, da dietro Marchio, poi Pedrigno e Jefferson, infine recupera Lo Conte. Pallone troppo lungo per Pedrigno, rimessa a Binum Italy. Molaro taglia Parrell, quindi Rafinha, Felipe Mello, Parrell ancora per Rafinha, se la trova lì Parrell che sciupa un rigore in movimento, un passo dal 2-3 il Binum Italy Petrarca. E time out chiesto dai Bagnes a 6:12 dalla Questa sirena. è stata davvero un'occasione ghiottissima da parte del Padova. Squadra in campo dopo il time out chiamato dai Bagnes. Ecco, a 6:12 io ti voglio fare una domanda che è la domanda che ti ho sempre fatto: chi, quando e se il portiere di movimento? Ma al momento, per come è la situazione 3-1, secondo me nessuno dei due rischierà. Giocheranno 6 minuti, soprattutto perché c'è Padova 5 senza 4 falli fatti. E in virtù di un eventuale supplementare potrebbe anche questa, perché ricordiamo essere... che i falli della ripresa non si annullano in supplementari. Assolutamente. Qui Quindi... Feverati in anticipo su Cabeza. Io da mister avrei detto probabilmente anche di provare degli 1 contro 1, visto il quinto fallo del Padova e il quarto della Virossigeno, di provare degli probabilmente 1 contro 1 tra i due. In virtù di questa situazione forse è Giampaolo quello che magari avrebbe la tentazione maggiore, più che altro per far trascorrere i minuti ed evitare potenzialmente di commettere il sesto fallo. Qui Marchio controlla, si gira e calcia! L'Eurogol di pari De Marchio con il piede debole. Il capitano toglie un gioiello dal cilindro, fa 4-1, si inginocchia, si emoziona Capitan Marchio
Neo padre la dedica al figlio, ma soprattutto 4-1 per i rossoblù a 5:49 dalla sirena. L'abbiamo rivista, grande giro sul perno. Adesso è successo quello che tu hai chiesto, la tua domanda c'è la risposta da parte di Giampaolo. E dunque eccolo qua, power play per il Petrarca. I fratelli Mello, Rafinha, Parrello e Giampaolo in campo, quest'ultimo con la maglia nera. Ultimi 5:40 di fuoco. Rafinha per Victor, anzi Felipe, perdono. Rafinha, Giampaolo, Parrello da destra a sinistra a destra. Felipe trova Victor, scambiano i due, poi Giampaolo, Parrello, Giampaolo, Rafinha, Felipe, Rafinha, Parrello, Victor Mello, Rafinha sulla pressione di Trentin, va da Parrello che salta Loconte e realizza subito il gol del 4-2. Ha affondato difensivamente la Pirossigeno Cosenza con Trentin. Giocatore intelligente quale Rafinha trova subito il buco in buca per Parrello. Poi lì è bravo Parrello a saltare Loconte e a depositare in rete il pallone del 4-2, ancora potenzialmente supplementari a 5:07, segna Parrello. È durato 42 secondi il vantaggio della Pirossigeno Cosenza. Pareggia subito il Vino Vitali col power È stata play. brava Padova perché ha sfruttato l'ingenuità da parte della Pirossigeno. Quel movimento in verticale da parte di Trentini non andava fatto, bisognava coprire la zona. Lì è stato bravo il calcettista Patavino a mettere a quell'assist, servire quell'assist per Parrella, che è stato bravo a sua volta a superare Loconte. Anche se l'errore è di Trentin probabilmente. Sì, assolutamente, quello, il movimento in prima linea che non andava fatto. E Ripeto, notavo... era la gestione della zona. Tu insegni che 5-4 una difesa a zona, lì non bisogna andare a mettere il piedino, non bisogna creare pressione se non fatta all'unisono di gruppo. Lì c'è stato un movimento individuale da parte di Trentin che ha creato una doppia superiorità numerica da parte del Padova. E qui notavo che Giampaolo, appena rientrato in panchina, si è tolto subito la casacca nera, quindi probabilmente le squadre proseguiranno con questo punteggio in 4-4. Per come ti ho detto io, perché comunque è un rischio per entrambi giocare con il power play in una situazione che comunque porta ai tempi supplementari. Loconte cerca e trova Trentin, spalle alla porta il 7, Mateus, poi Pedrigno, ancora Mateus che calcia addosso a Rafinha. Fallo laterale Pirossigeno, 246 secondi alla sirena. 4-0-6, 4-2 il punteggio, 4 anche i falli dei rossoblù, 5 quelli del Vino Vitali, che recuperano il pallone con Rafinha. Quindi Molaro prova a passare, chiude Pedrigno che serve saggiamente Trentin, il quale tenta di autolanciarsi. Chiuso in out da Felipe Mello, rimessa rossoblù. Trentin, Pedrigno per Mateus, poi Felipigno a puntare Parrello, Felipigno sul mancino, deviazione, altro out per i rossoblù. Rientra Cabeza per uno stremato Trentin. Felipigno proprio da Cabeza, che non calcia e si sposta ancora sul destro, messo a terra, tutto regolare per il direttore di gara, rimette in gioco Feverati. Poi Felipe Mello, Rafinha, pressato, tunnel di tacco su Felipigno, chiude proprio Cabeza e trova la deviazione di Molaro, rimessa Pirossigeno Cosenza. Cabeza che qui deve stare attento con le proteste perché è già ammonito. Rientra Gargantini, 3-14, Felipigno per Pedrigno, Mateus, mani di Gargantini e attenzione perché sesto fallo.
Gargantini è già ammonito. Ma non ha dato il giallo, no, ha solo fischiato il fallo. Solo fallo. Quindi è un tiro libero, ma senza giallo. Libero per la Pirossigeno Cosenza. Che ha l'occasione 1 minuto e 59 dopo, 1 minuto e 59 più tardi rispetto al gol di Parrell, di riportarsi in vantaggio. Aveva preso il pallone Jefferson, chiaramente in vantaggio complessivo, ma supponiamo, come è anche logico che sia, che a battere verso una porta di Feverati sarà Anderson Cabeza, che si è allontanato in questo momento. Sembra e invece Jefferson. È Jefferson a prendersi la responsabilità di andare al cospetto di Daniele Feverati per riportare la Pirossigeno Cosenza sul +1 complessivo. Parte Jefferson, Feverati resta in porta, realizza comunque Jefferson Pessoa, nuovamente avanti la Pirossigeno Cosenza 5-2, che vuol dire 6-5 complessivo. Fuori Feverati, nuovamente dentro Giampaolo. Pirossigeno Cosenza a 3 minuti e 1 secondo dalla salvezza. Riprende a giocare il Vinum Italy col power play, sempre i due Mello, Parrell, Rafinha e Giampaolo. Servito da Parrell, Rafinha per Felipe Mello, quindi ancora Rafinha, Giampaolo, Parrell, Giampaolo da Felipe Mello, Giampaolo, conclusione ribattuta da Trentini. In questo caso hai visto la posizione di Trentin, che si è abbassata, è andata sulla linea di Jefferson, ha permesso a Giampaolo di giocare lato lato per poi accentrarsi. L'errore di Giampaolo è stato quello di suolare e chiudere anziché calciata diretta. Vedi, sta succedendo, pallone per la conclusione, sta succedendo questo, in buca d'angolo da parte di Felipe Mello. 5-3, nuova parità al Palacosenza con il gol di Felipe Mello a 2-24. È proprio quello che stavamo evidenziando poco fa, una prima linea che si abbassa troppo permette una situazione di questo genere. Precedentemente è stato bravo a chiudere la prima linea Jefferson in quel caso, in questo caso è stato bravo Mello a calciare di prima e a trovare il lato opposto, secondo palo. È un 15-5-3, che vuol dire 6-6, che vuol dire ultimi 2-20 di partita. Petrarca 2 volte sotto e 2 volte capace di recuperarla con il portiere di movimento. Evidentemente è un'arma per Luca Giampaolo, anche se ci sono da evidenziare in entrambi i gol 2 errori difensivi della Pirossigeno Cosenza, però ha dimostrato comunque il Petrarca di non essere l'ultima squadra arrivata, ecco. Assolutamente, è un sistema di gioco molto collaudato quello di Giampaolo, con i 2 mancini a destra e di 2 destri a sinistra. In questo caso, ripeto, nel primo caso Trentini è andato troppo su e ha permesso una doppia superiorità e la Pirossigeno ha subito il gol. In questo caso la prima linea invece si è abbassata troppo, in questo caso Trentini è andato sulla linea di Jefferson e ha permesso la calciata di Mello. E occhio, perché questa volta Giampaolo mantiene la maglia nera ed entrerà al posto di Feverati. Giampaolo prova a salvarsi nei tempi regolamentari, a 1:49, pronto a reinserire il power play. Si è ripreso a giocare, non è entrato Giampaolo. Alla fine era in dubbio suo padre se inserire o meno il power play.
alla fine ha preferito di no. Marchio protegge palla, resiste alla carica di Rafinha, poi trova deviazione, fallo laterale. Ultimi 89 secondi a questo punto, direi, di tempi regolamentari per il momento. Sì, 1:29, tutto da godere. Che partita però, soprattutto per gli spettatori neutrali. Gran spettacolo di futsal. Cabeza va sul dentro e calcia dal nulla Anderson Cabeza a riportare avanti la Pirossigeno Cosenza a 83 secondi dalla sirena. Segna Cabeza, 6-3 per i rossoblù. Lo rivediamo nel replay come si libera con l'1 contro 1 e calcia in buca d'angolo dove Feverati non può arrivare, quindi nuovamente fuori Feverati, nuovamente dentro Giampaolo, nuovamente power play, sempre con i soliti 5: Victor e Felipe Mello, Rafinha, Parrell e Roberto Giampaolo. Stavolta però il Vinum Italia 83 secondi per trovare il gol che la spedirebbe supplementare. Sentite i fischi nel Palacosenzia assordanti. Parrell per Rafinha, quindi Felipe, Rafinha da Giampaolo, ancora Felipe Mello, nuovamente Rafinha che può anche lanciare, invece va da Felipe Mello, extra pass per Victor, fuori Rafinha, devia Marchio in corner. Ultimi 58 secondi di tempi regolamentari, anzi sarà rimessa laterale. Battuta di Victor Mello, Giampaolo non trova la battuta a rete, rimessa Vinum Italy. Jefferson chiede il cambio, si è fatto male. Mateus al posto di Jefferson, applaudito dal pubblico del Palacosenzia. Rafinha, ultimi 53 secondi. Felipe Mello, Rafinha, fischia assordanti ancora una volta del Palacosenzia. Parrell, Giampaolo per Felipe Mello, Rafinha, Felipe Mello, Victor, ancora Felipe, 40 secondi a disposizione dei Patavini. Parrell extra pass, Giampaolo dentro, recupera Loconte che può mettere la parola fine al play out. Loconte calcia, pallone che termina alto. Ultimi 30 secondi, rimette in gioco Giampaolo, non entra più Feverati. Rafinha per Felipe Mello, servito Victor, un possesso cestistico al termine, tutto o niente in questa azione. Giampaolo per Parrell, ancora Giampaolo, quindi Felipe Mello, Rafinha, Giampaolo, suola per Parrell, extra pass, 10 secondi. Giampaolo, Felipe Mello, dentro, Parrell, pallone sul fondo a 5 secondi e 7. Il possesso sarà da capire qual è l'indicazione di Chiara Perona. Sarà rinvio dal fondo, sarà rinvio dal fondo, con Ibañez che fa segno allo Conte di rinviare lungo. Mancano 5 secondi e 7 decimi alla salvezza della Pirossigeno Cosenza. Rilancio lungo Loconte, Giampaolo interviene di testa, mancano 2 secondi. Quinto fallo dei rossoblù a 7 decimi. Quinto fallo, sarà conclusione diretta in porta del Vinum Italy Petrarca, che ha un ultimo pallone per evitare la duelite. Tensione tra le due panchine. Espulso un dirigente accompagnatore della formazione rossoblù.
La palla della speranza viene affidata a Felipe Melo. Sette decimi al termine. Felipe Melo sul pallone. Spazio solo per una conclusione diretta. Parte Felipe Melo che colpisce Pedrinho. È finita la Pirossigeno Cosenza al termine di una battaglia sportiva enorme. Ottiene la salvezza e rimane in Serie A anche per la stagione 25-26. Un saluto e un ringraziamento da parte di Cristian De Nicolò e Giuseppe Alfarano. Grazie a tutti voi che ci avete seguito in questa stagione. Pirossigeno Cosenza salva Vinomita di Petrarca, retrocesso in A2 Elite.